ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Traffico di stupefacenti gestita da Cosa Nostra Bagarese grazie al canale di approvvigionamento proveniente dai mandamenti di Brancaccio e Portanuova. 17 arresti tra Palermo e Bagheria. Lavoratori sfruttati e sicurezza a rischio è quanto emerge dall'indagine dei carabinieri sull'azienda Seus del 118, in particolare controlli sulle ambulanze. Matteo Messina Denaro ha nuovamente deciso di non comparire davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, dove è attualmente imputato per le stragi di Capaci e via D'Amelio. Si è accasciato al suolo mentre giocava a calcetto, vittima Vincenzo Re, 49 anni, morto ieri in un campo da calcio del quartiere San Leone di Agrigento. Continuano le verifiche in merito ai furbetti del reddito di cittadinanza in provincia di Catania. Sono 87 gli indebiti percettori denunciati distribuiti nei territori tra Caltagirone e Palagonia. La carenza di personale nel settore giudiziario a Catania è superiore al 30%. Sono state avanzate richieste urgenti riguardanti la proroga dei contratti per i 200 lavoratori precari della provincia. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.